La bella... No, è il signore bello, come si chiama? È il bello. È bello, no? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Totò Galanti. Totò Galanti, benissimo. Sono siciliano di Gela. Vabbè, Totò Salvatore e faccio il sardatore comunque. Saldatore, è un lavoro. Saldatore, Sì, perché sì, ti facevi chiamare Saldatore direttamente, c'è un po' tra Salvatore e Saldatore. Sardatore. Saldatore, va bene. Decide Ma lui tu, adesso. so che tu reciti delle poesie, no? Cioè, fai Sì, quella che ti ho fatto del provino. Sì, quella là dico, so Sì, che... sì. La vuoi dire questa poesia qua? Sì, è possibile, perché no? Sì, è possibile. Tranquilli, voi siete comodi, sono sui tacchi, ma va bene, Non ti voglio preoccupare, bene, andiamo qua, tu mi Salvatore, chiedi, quindi devo fai fare- pure, Prego, tranquillo. la poesia. Mi alzo o sedute proprio? No, si può anche come preferisci. Come ti pare, Si tanto. alza, Come vuoi tu? Qua abbiamo le telecamere, le persone Aspetta mi che vedono. arrivano. Si mette alza, si mette alza, Adesso si mette alza. chiediamo una telecamera per Ci alzo Salvatore. anche io così. Bene. Eccoci Ok, qua, allora. cameraman, grazie. Così Allora, si intitola Donna perché? Donna, no, ma prima c'era la premessa però della donna. Che c'entra? La premessa, tu metti c'è una premessa da... Oh, ma che c'entra la premessa? La premessa è poi ci sono troppe persone qua. Ma che vuol dire? Che dobbiamo fare per pochi intimi, scusa. La premessa è importante che se no non si capisce. Ma era importante per fartela capire a te la poesia, che c'era capisci una cosa niente, intima, Marco. non c'entra Bravo. niente, non Capisci c'entra niente. Ma la niente. devi fare la premessa, è importante. Facciamo sta premessa, dai. Vediamo, facciamo sta premessa. Scusi le spalle, signorina. Sì, no, ma Se sì. chiamano bingo mi chiami, prego. Allora, La premessa è quella di questa poesia. Vediamo. praticamente io dall'adolescenza che soffro di castrofobia, Castro? No. Gastro. no, castrofobia. Praticamente da adolescente sono convinto che Opacchio ci viveremo. Va bene? Ecco, Vabbè, ma l'abbiamo... stia calma. io te l'ho detto, ora le persone ci credono. È non lo testo so. questo, Ok. è un testo. Ciao, questa è paura, che non esiste, prego. Ma tu microfono l'hai? Allora, sì, perfetto. sì, No, siccome pensavo con aiuto un microfono. No, Allora, ce l'ho, ce l'ho. tranquilla, Salvatore. allora, Prego. ora che devo contare come fu. Sì, come Fai con Che calma. praticamente quando ero piccolo c'erano un gruppo di ragazzi più grandi di me che Sì. io giocavo con la palla Sì. e loro erano in quattro che giocavano a briscola in quattro, a coppia, no? c'è quattro, diciamo. Sì, però poi siccome si lamentavano che l'hanno fatta apposta, si sono scacciati l'occhio, io poi col senno di poi a 20 anni ho capito. A 20 anni? Sì, si sono scacciati anche 21. No, e a si 20 sono o 21, scacciati. scusi. Allora, e poi ci arriviamo, minchia. Allora, interrompere, Marco, non mi fare non con le voi. interrompere. Allora, sì, perché anche perché ho stato un trauma. Allora, questi quattro pezzi di merda. No, tu l'hai detto poco fa. Ma stia calmo, allora, vabbè. questi quattro pezzi di me, Ok. hanno inscenato una cosa, siccome io ascoltavo, ero curioso, erano più grandi di me, Sì. e dice, ma senti, ma come mai non giochiamo a briscola in cinque? Perché dovevano giocare a briscola in cinque, e il quinto non c'era. Certo. Cioè, dice, e il quinto dice, dov'è? Minchia, non lo sai? Mi è scappato, scusa. È scappato, Onomatopeico, è come si scappato, dice? andiamo avanti, E dice, dov'è il quinto? Perché non lo sai, Giuseppe, che l'altro ieri con la sua fidanzata, io nel frattempo ascoltavo, con la sua fidanzata mentre facevano l'amore, che io già lo sapevo cos'era il sesso, capito? Certo, vabbè, certo. Mentre facevano l'amore, la sua fidanzata l'ha appunto un'ape, ha stretto i denti e ci ha tagliato il coso. E io ho pensato, ma che tipo di amore stavano facendo? Facendo? Sì, preliminare. A parole tue. Quelli lì, no, dice, quello giusto, normale. Quello giusto. Ma com'è possibile? Ma perché Sha significa ragazzi. Ragazzi. Dice, ma perché Sha, non lo sai che le femmine lì hanno i denti? Proprio lì, non me lo fate dire. No, vabbè, già l'abbiamo intuito, non so Sì, perché, ma no. siamo arrivati al punto... Andiamo avanti. Dice lì, per non ripeterci. E io da lì ho sofferto di questa castrofobia. Mi ricordo che alle gita, la prima femmina che mi è capitata tra le mani è proprio un pezzo di pacchia numero 1. Era un pezzo di pacchia numero 1. calmo, ci piace proprio. Siccome eravamo alla gita, c'era la fattoria, abbiamo visitato la fattoria, no? Ok, va E allora poi dentro il pagliaio questa mi dice dai vieni, facciamo l'amore. E io il pagliaio era pieno di pericolosità, c'erano i scursuna, c'erano i ragni, i serpenti, le guisine, come le chiamate? C'erano le rane, si spaventava di me, io metti caso passa un scursone, ti spaventi e stringi i denti, io proprio alla prima volta devo perdere il coso, capito? no. E allora sempre rimandavo, fino a quando poi all'età, come dicevo, che comunque no, erano 19. Ma 19 o 20, Ma scusa? 20. 20 o 19?
21. Vabbè, dai, è uguale. Vabbè, basta che A ti- 21 anni, finalmente ho trovato una ragazza che ha insistito, che Ah, vedeva che io mi spaventavo e mi fa, dice, ma perché ti spaventi? Siccome lì c'è una filina, la ragnatela c'era, col ragno, non filina, vorrei che la ti filina. spaventi Certo. e per stringi i denti. Ma quali denti? I denti, ci faccio, quelli che avete lì. No, non ci sono i denti, guarda. E io ho Ah, vabbè, sì, abbiamo capito che... e non c'erano i denti. Il bello che poi lei si è messa a ridere, mi prendeva in giro, dice, e mi faceva cercare, dice, invece Non c'è bisogno che ci mostra questa... fa, questo dice, giro... cerca il punto G, cerca, No. io cercavo cerca. un'ora e mezza di cercare, lei cerca che lo trovo. Cioè, ma guarda che non c'è, comunque, Non questo c'è. è perché mi prendeva in Questa giro. castrofobia c'è da questa Ora la possiamo dire questa minchia di poesia? Ancora? Ma sei Cioè, contento se lei- che a telefono era tutto educato e invece è un pezzo di infame. Capito, è vero, bravo, approfittatore bravo, l'hai dei capito, comici. bravo. Allora, questa poesia brevissima, allora, brevissima. che si intitola Donna perché? Donna perché, guarda, prego, donna perché... Donna, perché ogni volta che ci diamo il primo bacio, sempre, ogni volta, sempre, tu sempre mi dici sì, ma togli la mano di lì. Cioè io devo controllare, cioè, con tutti quei... No, per i denti, per i transgenders, Vabbè, diciamo, capito? la Non lo so. sorpresina in generale. Esatto. vabbè, Allora, vabbè. Donna, perché quando io ti dico donna, ci vieni a ballare con me? Tu mi dici di no. Giusto? Vabbè, vuol dire che non Di vuole no. venire, scusa. Però perché poi all'amico mio che ti fa la stessa domanda e ci dici di sì? Donna. ecco, Cioè, non sei coerente, non sei C'è, coerente. C'è un po' di coerenza. Donna, Prego. Donna, ti ricordi quando mi hai legato alla spalliera del letto e... No, questa no. No, vabbè, puoi dire. No, troppe persone ci sono. Dai, No, meglio no, di che no. poi- non si può, non si può. Meglio di no, Allora, meglio di dire, no. sì. no, minchia, viva tu proprio. Meglio di no. Allora, dai, arriviamo alla conclusione, per cortesia che mi Giusto, sta facendo giusto. usurare. Bravo, Allora, bravo Totò. Ma io lo sto facendo... Maria, donna, mi hai sempre umiliato. No, questa mi devi scusare. Prego. È quella la mia telecamera. Sì, vai, Donna, mi hai sempre umiliato. Ti ricordi quando che io tutto contento sono arrivato in mezzo alla comitiva che mi ero comprato il giubbotto Calvin Klein, originale farso proprio. Ho detto, guardate ragazzi, mi ho comprato il giubbotto Calvin Klein e tu mi hai umiliato dicendomi, ignorante, non si dice Calvin Klein, si dice... Calvin Klein. Calvin Klein. Klein, vabbè. Vabbè, comunque, tu che? Donna, senti, vieni qua. Sì. Chiamata proprio. Facciamo Vieni venire. qua, donna. Sì. Ma faccio con voi. Allora, donna, vieni qua, ma senti, donna. Aspetta che... Puttana miseria. Non sai Non calmo! fare confondere. È proprio nervoso. questo. Donna, ma... Chi su Calvin Klein? Calvin Klein come minchia si chiama? Usava come mi chiamo io? No, e allora che minchia me ne fotte mia come si chiama io? Donna, vaffanculo! Grazie. Totò Galanti, grazie. E le sue poesie un po' strane. Grazie.